Siamo alla rubrica Andar per rifugi. Oggi con Luigi Perrero saliamo al Rocciamelone dal versante Valsusino per conoscere il Cadasti. Oggi saliremo sulla montagna simbolo della Val di Susa, il Rocciamelone. Da Monpantero si seguono le indicazioni per la riposa, quota 2205, magnifico altipiano erboso con numerosi alpeggi, e dall'omonimo rifugio si inforca il sentiero. La salita è escursionistica nonostante la quota di tutto rispetto, 3538, meno l'ultimissimo tratto, comunque attrezzato con corde fisse. Si può fare in un'unica soluzione oppure dividerla passando una notte al rifugio Cadasti. 650 metri di dislivello, una bellissima salita su pendio erboso e fiori. A gestirlo è il signor Fulgido, un'istituzione da queste parti. È un rifugio della diocesi di Susa, della parrocchia di San Giusto là di Susa, e lo gestisco io da sempre, dal restauro, da 39 anni diciamo così. Il rifugio è una parte integrale della Punta perché diciamo che se almeno l'80% della gente che arriva è per il santuario, vengo sempre a aprire quando posso proprio perché la gente viene per il santuario. Quante volte è salito fin quassù? E con oggi fa 940 volte. Nel 22 è stata costruita in cima, accanto sotto alla statua della Madonna, la cappella dedicata a Maria, su indicazioni di Papa Ratti. Da allora l'itinerario è diventato per credenti e non credenti, oltre che un itinerario di montagna, anche un itinerario spirituale. Direbbe oggi Papa Francesco è divenuto una carezza di Dio. È anche il più alto d'Europa e la salita dal rifugio si fa subito sentire. Intanto cambia l'ambiente, i prati lasciano spazio alla pietraia, percorso il primo traverso cominciano le numerose svolte fino al pilone della crocetta, da dove finalmente appare la cima. Si prosegue su un'ampia cengia a mezza costa in leggera salita fino alla verticale sotto la vetta, dove si sale con andamento più ripido e l'ultimo tratto piuttosto esposto ma attrezzato con corde fisse. Pochi metri e siamo arrivati. Prima si incontra la cappella e appena sopra la statua della Madonna, da poco restaurata. Dall'osservatorio una vista meravigliosa, dal Monviso al Monte Rosa a tutte le creste di confine. Nella prossima puntata saliremo all'Ernesto Tazzetti nella Valle di Viù, altro rifugio del Rocciamelone.